La parola di vita di febbraio 2025 è tratta dalla prima lettera di San Paolo ai cristiani di Tessalonica, l'attuale Salonicco in Grecia. Paolo, al capitolo 5, versetto 21, dice: «Vagliate ogni cosa, tenete ciò che è buono». La parola di questo mese è tratta da una serie di raccomandazioni finali che l'Apostolo fa alla comunità dei Tessalonicesi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono, astenetevi da ogni specie di male. Dunque profezia e discernimento, dialogo e ascolto. Tra i vari doni dello Spirito, dice Papa Giovanni Paolo II, Paolo stimava molto quello della profezia. Il profeta non è colui che prevede il futuro, ma piuttosto chi ha il dono di vedere e capire la storia personale e collettiva dal punto di vista di Dio. Ma tutti i doni sono guidati dal dono più grande, la carità, l'amore fraterno. Agostino di Ippona afferma che solo la carità permette di discernere l'atteggiamento da assumere davanti alle varie situazioni. Vagliate ogni cosa, tenete ciò che è buono. Occorre essere in grado di guardare non soltanto ai doni personali, ma anche alle tante potenzialità e complessità di vedute e opinioni che si aprono davanti a noi in coloro che ci stanno accanto e con i quali ci confrontiamo, magari anche con persone che incontriamo per caso. È importante con tutti mantenere l'autenticità nel cuore e anche avere la coscienza del limite del nostro punto di vista. Questa parola di vita potrebbe essere un motto da adottare in ogni situazione di dialogo e di confronto. Ascoltare l'altro, non necessariamente per accettare tutto, ma sapendo che è possibile trovare qualcosa di buono in quello che dice, ascoltare l'altro favorisce un'apertura mentale e del cuore. È fare il vuoto dentro noi stessi per amore e avere così la possibilità di costruire qualcosa insieme. Vagliate ogni cosa, tenete ciò che è buono. Padre Timothy Ratcliffe, uno dei teologi presenti al Sinodo dei Vescovi della Chiesa Cattolica, ha affermato che la cosa più coraggiosa che possiamo fare in questo Sinodo è essere sinceri tra di noi riguardo ai dubbi e alle nostre domande, quelle per le quali non abbiamo risposte chiare. Allora ci avvicineremo come compagni di ricerca e mendicanti della verità. In una conversazione con alcuni focolarini, Margaret Carram ha così commentato questa riflessione. Pensandoci, mi sono resa conto che tante volte non ho avuto il coraggio di dire veramente quello che pensavo. Forse per timore di non essere capita, forse per non dire qualcosa di completamente diverso dall'opinione della maggioranza. Ho capito che essere mendicanti della verità significa avere quell'atteggiamento di prossimità gli uni verso gli altri, in cui vogliamo tutti quello che Dio vuole, in cui tutti insieme cerchiamo il bene. Vagliate ogni cosa, tenete ciò che è buono. È l'esperienza di Antia, che partecipa al gruppo di arti performative Mosaico, nato in Spagna nel 2017 come Gen Rosso Locat Project. Esso è composto da giovani spagnoli che offrono attraverso la loro arte e i loro laboratori la propria esperienza di fraternità. Antia ci racconta: è il collegamento con i miei valori, un mondo fraterno nel quale ciascuno, giovanissimi, inesperti, vulnerabili, ciascuno dona il proprio contributo a questo progetto. Mosaico, gruppo che aderisce al progetto Forti senza violenza, mi fa credere che un mondo più unito non è un'utopia, nonostante le difficoltà e il duro lavoro che comporta.
Sono cresciuta lavorando in gruppo, con un dialogo a volte che può sembrare troppo schietto e spesso rinunciando alle mie idee che consideravo le migliori. E il risultato, conclude Antia, è che il bene è costruito pezzo per pezzo, insieme, da tutti noi. The shadows, they are falling.